Buonasera, permettetemi di aggiungere i saluti all'amica Lidia Sgotto Ciabattoni, all'avvocato Nicodemo Settembrini, a Paolo Bruschetti e al sindaco Francesco Basanieri che hanno voluto questo incontro, e mi fa particolarmente piacere che il sindaco abbia parlato anche in qualche modo di una sorta di anomalia di ospitare una mostra, un dibattito su un autore contemporaneo all'interno di un museo destinato ad altro. Ecco, e questo forse spiega anche la mia presenza anomala. Io sono docente ordinario di storia dell'arte e di storia dell'architettura, però ho fatto della mia vita una sorta di ripercorso all'interno della contaminazione disciplinare, che detto così può sembrare un po' strano, però è un modo per... non sono stato, continuo ad essere un grande docente, però quello che credo di aver trasferito ai miei studenti è stato quello di avere curiosità nei confronti dell'intero scibile umano, e quindi di non limitarsi a essere bravi ingegneri, bravi designer, bravi architetti, ma di avere questo gusto della scoperta ogni volta come se fosse la prima volta che affrontassero un problema. E quindi l'idea dello sguardo incrociato e della contaminazione ho sempre in qualche modo impostato il mio contributo didattico, il mio magistero didattico, ed è per questo che, essendo stato amico di Alberto Burri fin da piccolo, io sono di origine bresciana, poi sprofondato, dico sempre, a sud, per fortuna non sono finito a Tangeri, mi sono fermato a Bari, però nell'84 erano le sedi che chiamavano gli esiti dei concorsi, i docenti che avevano vinto il concorso, per cui sono finito a Bari e sono orgoglioso e contento di essermi fermato a Bari, dove ho anche regalato la mia biblioteca agli studenti per non portare pesi tutte le volte e riportarli indietro ogni settimana, per cui così nasce la mia storia e il mio rapporto con il Politecnico di Bari. Dicevo questo perché non sono un critico militante. Ho fatto mostre, come ricordava Paolo, ho fatto libri, cataloghi, non ho mai avuto artisti di scuderia o artisti o architetti o designer o fotografi privilegiati. Ho sempre cercato di portare fuori in maniera maieutica il miglior senso del lavoro degli altri. E all'interno di questo mi era capitato, da giovane, ero appena arrivato a Roma, di fare da consulente. Allora facevo i testi e la consulenza scientifica per alcuni programmi televisivi, e ricordo che ero sempre affascinato dal fatto che le mie povere cose scritte venivano lette da un autore allora straordinario, da un autore straordinario come Cucciola, per cui feci un documentario con Libero Bizzarri, un mitico regista a cui è stato dedicato un museo, credo nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, il museo dedicato ai corti, ai filmati riguardanti le arti visive, e con lui feci dei documentari per la RAI dedicati a Perilli, a Forma 1, ad Orazio e ad Alberto Burri, e di quello di Alberto Burri, Libero Bizzarri, sentendo il mio entusiasmo e la mia capacità persuasiva nei confronti di Alberto di riuscire persino a farlo parlare, lui che non ha mai parlato in vita sua, lui che si è sempre sottratto in qualche modo, era la prima volta che accadeva che si rendeva disponibile a parlare e a essere ripreso. E Libero Bizzarri mi lasciò essere anche non solo consulente scientifico, realizzatore dei testi, ma anche regista di questo documentario. Parlavo di questo rapporto per spiegarvi che io non sono un critico d'arte militante, forse più all'altezza di me sarebbero stati Bruno Corà, che adesso ha curato la mostra a San Sepolcro, piuttosto Cortese Gabbia, davvero. Io sono un personaggio un po' nono che ha fatto il professore universitario, e quindi poco, diciamo, legato in maniera specifica ai singoli artisti, perché ho sempre fatto in fondo delle toccate e fuga con artisti, architetti nazionali e internazionali, ma senza avere una mia predilezione da scuderia. Con Alberto Burri mi è capitata una cosa diversa, perché sono rimasto legato da giovane, quando l'ho conosciuto, fino alla sua scomparsa, tant'è che sono anche stato suo committente, non naturalmente con fondi miei, ma grazie a una, diciamo, illuminata committenza ho potuto far realizzare da Alberto Burri il grande ferro R di Ravenna. Ecco, questo per spiegare i motivi per cui Lidia ha chiesto a me di restituire il mio rapporto con Burri, per cui non sarà una conferenza fondata accademica, ma saranno solo alcuni ricordi. E allora, entrando subito nell'argomento, direi che una cosa
ho fatto cenno prima alla difficoltà da parte di Alberto di profetizzare, nel senso, se c'era una cosa straordinaria con Alberto Burri è che con lui non potevi parlare del suo lavoro, potevi parlare solo del calciatore, mi pare fosse Paolo Rossi allora, che giocava in Perugia, o di poco altro, o di caccia. Non ha mai voluto fare scritti d'artista, non ha mai voluto dare corpo e sostanza alla sua dimensione poetica. Lui ha sempre detto: le opere da sole bastano a se stesse, così come Manzoni, ricordavo prima, in fondo dice: che senso avrebbe scrivere un romanzo per spiegare un altro romanzo? Ecco, anche Alberto Burri era di questa idea manzoniana che non bisognasse scrivere nulla, giustapporre nulla alla cosa realizzata, perché la cosa di per sé avrebbe dovuto parlare, naturalmente adeguandosi, abituandosi, come diceva Matteo Marangoni, un grande storico toscano degli anni 30, bisogna abituarsi a vedere e rivedere per capire le cose, perché se non si capiscono, diciamo, i termini, cioè è difficile entrare nell'argomento. Ecco, allora, forte di questa posizione di Alberto Burri di non voler spiegare nulla, mi sono adattato e in qualche modo adagiato in questo senso, diciamo, emanato, il significato emanato dalle sue stesse opere. Però Burri, che era un grande comunicatore e una stratega della propria immagine, in fondo, nel suo carattere ritroso e un po' burbero, un po' da persona che si sottraeva al mondo, in realtà, dicevo, ha saputo instaurare delle sottili strategie di comunicazione. Non è un caso che sia uno dei pochi artisti italiani contemporanei non solo ad avere risonanza mondiale come Alighiero Boetti, come Lucio Fontana e pochi altri, ma essersi costruito in vita la sede della propria futura memoria attraverso le due sedi di Palazzo Albizzini e dei Seccatoi del Tabacco, su cui torneremo. Ma è stato anche stratega della comunicazione proprio per la sua capacità di dare senso e corpo al proprio lavoro, e naturalmente tutta la critica si è sempre in qualche modo assestata su un'idea che fosse il pauperismo francescano, a partire dal mito del saio francescano conservato da Assisi, eccetera, che ci fosse questo recupero del trash, delle cose abbandonate, delle cose povere, questa asciuttezza, stringatezza quasi da ossi di seppia montagliani, che fosse lo spirito preciso del lavoro di Alberto Burri. In realtà Alberto Burri, nella sua formula della docta ignoranza, cioè in realtà portava molto del substrato del proprio territorio. Ecco allora che ho voluto far precedere le immagini di Alberto Burri ad alcune cose in particolare. Dicevo prima che Bruno Porà ha fatto bene a in qualche modo ad anticipare le centrazioni con questo confronto tra Piero della Francesca e Alberto Burri. C'è un piccolo problema su questa mostra di San Sepolcro, che in realtà il confronto è fatto con opere disseminate di Alberto Burri. Cosa vuol dire opere disseminate? Opere tratte da diversi periodi che apparentemente non hanno nessun rapporto tra di loro, ma seguendo uno dei paradossi di Burri non teorico, uno dei suoi paradossi era che quello diceva che l'artista diceva: io ho sempre fatto in fondo la stessa opera, dalla prima all'ultima che ho realizzato prima di morire, io ho sempre fatto la stessa opera. Questo è un grande motivo di riflessione, perché in realtà tutta la cultura del contemporaneo in fondo ha una divaricazione tra chi in fondo è riconoscibile nella diversità dei propri lavori e tra chi è prepotentemente legato all'unicità del proprio lavoro. Io penso che un autore come Federico Fellini, in fondo da 8 e mezzo alla Città delle Donne, ad Amarcord, abbia fatto sempre lo stesso film. Ma ci sono altri autori, penso a Stanley Kubrick, che sono assolutamente inconfrontabili nei propri lavori, nelle proprie opere. Vale a dire, è difficile pensare che l'autore di Arancia Meccanica, di Odissea nello spazio, di Barry Lyndon, con la calligrafia del sangue che cola sulla neve, in maniera quasi calligrafica, quasi giapponese, possa essere apparentabile allo stesso autore, no? Dell'efficientismo e della prefigurazione futuribile di Arancia Meccanica. Ecco allora che o attraverso l'ossessiva modo di ribadire la propria identità o attraverso la difformità volta a volta sottolineata, cioè o l'eccesso di diversità o l'eccesso di unitarietà, sono le due vie della ricerca contemporanea. Ecco, Burri apparentemente decide che ha sempre fatto la stessa opera, dai primi gobbi fino al Celotex finale.
In realtà poi anche questo va ribaltato, perché in realtà vedremo attraverso il percorso delle opere che le opere hanno ognuno un modo diverso di indagare la propria specificità, la propria interiorità. Dicevo quindi che uscendo dall'ascetismo francescano, dal pauperismo, dal recupero del trash, del materiale di scarto, che a Burri sarebbe sembrato strano, perché parlare di recupero del trash, del materiale di scarto, poteva in qualche modo alludere a una sorta di contiguità, di vicinanza con la ricerca americana. Voi pensate al combined painting di Rauschenberg, che è sempre stato il problema di Burri, perché Burri sapeva che Rauschenberg nella galleria di Plinio de Martis nel 1954 vede i propri lavori doppi, vede i sacchi, vede le combustioni, e quindi era terrorizzato da questo possibile apparentamento tra la poetica del recupero, del dismesso di Rauschenberg, quindi di tutta la pre-pop americana, e il pauperismo di fondo del recupero dei suoi materiali di scarto. Ecco, quindi a Burri non sarebbe piaciuto questo accostamento tra Rauschenberg, ma il problema è stabilire la primazia di queste vedute incrociate, no? Dicevo, quindi abbandonando il tema del pauperismo e del recupero del materiale di scarto, è molto importante invece capire cosa Burri prenda da questi autori. Allora mi viene da pensare che in realtà nella sua ossessione di dare unitarietà a questa unicità dell'opera, dalla prima all'ultima, lui in realtà abbia voluto e ostinatamente, a partire dalla metà degli anni 70, perseguito l'idea di costruire sempre la stessa stanza, lo stesso enclave in cui riconoscere le opere in una propria unitarietà. Ma l'idea della unitarietà della stanza dipinta attraverso opere diverse ma tutte dello stesso ciclo è quella della Camera Picta di Mantegna, ma senza andare a Mantova, ecco, è quella dell'appartamento Borgia e di Pinturicchio. Pinturicchio Burri lo poteva conoscere non solo per il ristorante Pinturicchio, che a Bello sta tra due chiesette dove ci sono degli straordinari affreschi di Pinturicchio, ma lo poteva conoscere attraverso la sua conoscenza diretta degli affreschi dell'appartamento Borgia. E non è un caso che una delle più belle cose dell'appartamento Borgia siano i fondali della stanza delle Sibille, in cui le pasticche, diciamo, le pastiglie dorate del fondo sono in qualche modo allusive del recupero del rapporto tra oro e nero che farà Burri, diciamo, negli anni terminali del proprio lavoro. Ma anche il Piero della Francesca recupera questo rapporto tra misura e figura, la spazialità che lui riesce a costruire all'interno delle proprie opere. Così come vi dicevo prima, ecco, queste sono le pastiglie di stucco dorato. Qui siamo nella stanza delle Sibille. E perché ad Alberto Burri interessa un personaggio anomalo come Pinturicchio? Voi sapete che Pinturicchio viene richiamato dall'uomo di Orvieto con una lettera perentoria di Papa Borgia, che è Papa dal 92 al 503, dal 1492 al 1503. Nel 492 Pinturicchio è impegnato nel Duomo di Orvieto, viene richiamato con una lettera dal Papa che ha bisogno di lui per la realizzazione delle 5 sale: la stanza della fede, la stanza delle muse, la stanza dei profeti, la stanza della professione della fede, eccetera. E oltre a Pinturicchio, che ha una propria anomalia, come ho riconosciuto in Burri, proprio in questa contaminazione tra cultura orientale e cultura occidentale, e non è un caso che a un libertino come Papa Borgia, Alessandro VI, interessi questa contaminazione in cui ci sono anche la figurazione di Iside, di Osiride, cioè di cultura egiziana e cultura cristiana. Ma Luca Signorelli, al di là delle straordinarie cose del predelle, soprattutto della deposizione che avete qua nel Museo Diocesano, ma sicuramente per Alberto Burri sono un elemento di ispirazione anche queste partiture nelle pezzature dei corpi, soprattutto dei dannati, piuttosto che e comunque di tutte le rappresentazioni della Cappella di San Brizio. Qui siamo a cavallo tra il 1499 e il 1505. Ma pensate nel rapporto con la cultura dei ferri quanto una deposizione come questa di Rosso Fiorentino di Volterra sia stata importante, soprattutto per la metallicità di queste piegature, ma non solo per la metallicità, ma anche per il rapporto tra il colore e il bianco e nero. Allora, tutti ricorderete che questa deposizione di Rosso Fiorentino di Volterra
diciamo nei primi anni 20, nel 1521, è in realtà un elemento molto importante per un altro regista, Pierpaolo Pasolini, che in un film negli anni 60, a cavallo tra gli anni 50 e 60, andavano molto di moda i film fatti a episodi. In questo caso un film che ricorderete tutti, almeno quelli della nostra generazione, non il sindaco, si chiamava Rodota, dal nome, dalle iniziali dei registi, Rossellini, Pasolini, Godard. Pasolini realizza questo spezzone che si chiama La ricotta, un film bellissimo, tutto girato in bianco e nero, è la storia, detta brutalmente, di questa giovane comparsa in un coatto della periferia romana che nei momenti di, diciamo, di attesa, intanto che il regista girava l'episodio della crocifissione, si a crepapelle mangia ricotta e finisce la sua vita. Ma la cosa straordinaria è che Pasolini coinvolge in questo spezzone appunto della ricotta Orson Welles in persona, il grande regista Orson Welles, a girare uno spezzone del film. È l'unico spezzone girato a colori e la citazione pasoliniana che riprende Orson Welles è esattamente ripresa da questo carattere tagliente della deposizione di Rosso Fiorentino, ma è anche a Rosso Fiorentino che guarda Burri nel proprio rapporto tra il bianco e nero e il colore. Dico sempre che l'unica occasione in cui il rapporto tra colore e bianco e nero è stato usato a questi livelli magistrali è stato attraverso un altro grande regista, autore di un unico film che si chiama Let Get Lost, dedicato alla vita del jazzista Chet Baker, che si chiama Bruce Weber, che di solito fa il fotografo, è uno dei più riconosciuti fotografi internazionali. In questo film lui riesce a costruire questo rapporto tra la lancinante contrapposizione del bianco e del nero e il rapporto con pochi spezzoni colorati in questo film. E quindi vedete quante cose si riallacciano tra di loro e come tutto nasca dai fondamenti di cose che comunque hanno preceduto sia a livello cosciente che a livello inconscio le cose, quindi non c'è nulla che nasce come improvvisazione. Ho messo per far capire la diversità tra il rosso, la deposizione successiva del rosso fiorentino, quella di San Sepolcro, alcuni anni più tardi, del 28, ma un'altra deposizione che sicuramente è stata importante per Alberto Burri nella contrapposizione plastica e cromatica delle masse è stata questa acidula deposizione di Santa Felicita del Pontormo. Siamo tra il 28 e il 29, il 26 e il 28. Ecco, questi sono i fondamenti di Alberto Burri nella costruzione della propria poetica cromatica e formale. Ecco, 2 minuti di vanità in cui si vede Alberto col sottoscritto, un disegno, un'opera dedicata a me, l'ho portato perché c'è un aggettivo molto bello, tra la sua lucidità e la mia emotività che si trasmette anche nel modo mio concitato di parlare e con la voce tremula. Ecco, lui mi scrisse questa dedica all'amico architetto Moschini, al temperamentale amico. Ecco, lui ribadiva rispetto a me il suo carattere laconico, poche parole essenziali, questa sua freddezza, questo suo rigore, questo suo non in fondo esprimersi attraverso sentimentalità. A me purtroppo le cose piacciono ancora, i quadri di Alberto Burri piacciono moltissimo, come tutte le cose di cui tratto, anche se chiedo sempre ai miei studenti di acquisire una sorta di distanza siderale dalle cose che vi faccio vedere, perché non si debbono innamorare, così come lo chiedo a voi, non dovete farvi piacere le cose che vi dico o che vi faccio vedere, dovete assumere una sorta di distanza che vi permette di acquisire quella distanza critica e quella lucidità a cui aspirava Burri e che rimproverava a me di non avere, perché diceva che io ero appunto temperamentale. Gli anni in cui lavora Burri, questo è un quadro di Renato Guttuso, è uno degli esiti diciamo delle due guerre, è un quadro molto importante di Renato Guttuso, quello contro cui ha lottato Burri per una vita, in fondo, il realismo socialista, ma qui non siamo ancora alla battaglia alla Ponte dell'Ammiraglio della fine degli anni 40, qui siamo un'opera aurorale di Burri, di Guttuso, che scopre Picasso. Questo è un quadro straordinario, una deposizione, l'ho voluta far seguire alle varie deposizioni di Rosso Fiorentino, eccetera, perché mi sembra un'opera molto importante e straordinaria nella poetica di Guttuso, che ripeto, era il peggior
antagonista rispetto alla cultura, ma Burri deve rispondere alla permanenza di questa cultura, che è la cultura guttusiana, sdanovista, in cui il soggetto deve essere sempre in fondo la parte diciamo sociale più disagiata, gli zolfatari della Sicilia, e quindi Burri rivendica questa sorta di distanza, non vuole essere l'artista engagé, impegnato, non vuole entrare nella polemica alla fine degli anni 40 tra Vittorini e Togliatti della cultura come impegno sociale, vuole che la cultura abbia un suo ruolo, una sorta di limbo in cui è l'esito di questo lavorio critico, formale, culturale a creare le diversità, non è l'impegno programmatico, politico direttamente espresso a dover creare distanze. Ecco allora che rispetto alla cultura figurativa guttusiana rappresentata da questo capolavoro assoluto, i suoi compagni, gli unici compagni di strada che lui si sceglie sono Ettore Colla, è la prima volta in vita sua che Alberto Burri si associa ad alcuni amici. Chiarisco subito, non amava nessun artista Alberto Burri, per lui esisteva solo Afro, lui si poteva confrontare solo con la cultura figurativa di Afro, però l'unica occasione in cui lui fa gruppo, con l'idea dell'appartenenza a un gruppo, è quello del gruppo Origine, siamo all'inizio degli anni 50, in cui coinvolge Ettore Colla, Capogrossi e Ballocco. Ecco, perché coinvolge, perché fa gruppo con questi? Perché in fondo loro sono i primi a porre il problema del rapporto con la cultura ancestrale, arcaicizzante. Prima parlavamo della presenza della conferenza qui in un museo dedicato al mondo etrusco, in fondo, e quindi a questo spirito arcaico. Ma Burri ha fatto di questa dimensione arcaicizzante lo spirito del proprio, il senso del proprio lavoro. Ettore Colla, prima del successo internazionale attraverso la grande spirale realizzata per Spoleto da grandente curatore di quella memorabile mostra, ecco, lavorava sul recupero dei materiali dismessi della cultura contadina, vale a dire assemblava e portava la nuova bellezza, quasi in una dimensione di bellezza, di ritrovata bellezza greca, ellenistica addirittura, questi oggetti dismessi dal mondo agricolo. È chiaro che dietro tutto questo tenete presente che negli stessi anni o poco dopo Pino Pascali ricostruiva questa infanzia del mondo, questa dimensione aurorale e ancestrale, ricostruendo artificialmente dei pezzi attraverso i pezzi dei dinosauri, ecco, ricostruiva un mondo infantile, un mondo aurorale, un mondo incontaminato, che corrisponde alla stessa ricerca del paradiso perduto, no? Di Gauguin, che va, no? Oltre, va nell'oceano per trovare un mondo di purezza incontaminata, una sorta di nuovo rapporto con una purezza aurorale. È quello che fanno appunto questi artisti come Ettore Colla, che non a caso sceglie gli elementi dismessi della cultura contadina, così come fa la primordialità Mario Ballocco e come fa Giuseppe Capogrossi, che dopo il periodo figurativo ha avuto tra le altre cose un periodo figurativo anche a Alberto Burri, ma il periodo figurativo di Alberto Burri è legato soprattutto agli anni di prigionia in Texas, come molti altri, come pochi altri artisti sono stati prigionieri in Texas assieme ad Alberto Burri. E anche qui c'è il recupero non di una cultura che guardava al mondo africano, ma di una cultura che guardava un mondo ancestrale attraverso la riduzione del mondo ai propri segni, all'elementalità del mandala. Ecco, l'unico artista che da sempre, Alberto Burri, pur non avendo mai condiviso mostre, cose eccetera, ha sempre guardato con affezione, con affetto e con simpatia e con condivisione culturale, è appunto Afro Bastantella. Vi ho messo ancora per vanità due miei interventi, uno legato alla riscoperta di questa idea della camera picta di cui parlavo all'inizio. Perché camera picta? Perché in fondo, dicevo, ha sempre cercato Alberto Burri di costruire costellazioni di opere, vale a dire opere che nel loro evolversi, a partire dall'assunzione di materiali diversi, dicevo prima, i gobbi, siamo negli anni 50, le muffe, i catrami, le plastiche bruciate, i legni combusti,
i Xenotex, eccetera, sono state sempre pensate come opere, diciamo, con una loro autonomia, ma con una loro unitarietà. Ma soprattutto a partire dalla metà degli anni 70, questa ossessione della camera picta, a partire da Mostra di Assisi, dal Chiodo di San Francesco d'Assisi, diventa un'ossessione cogente al punto che non farà più opere singolari come singola opera d'arte, ma farà solo cicli di opere pensate per quello spazio. A partire dal Chiodo di San Francesco, Alberto Burri, siamo a metà degli anni 60, realizza solo cicli di opere. Ecco allora che il primo grande ciclo è il ciclo dedicato al viaggio, siamo nel 79, lo vedremo poi, il viaggio, che è un ripercorso di tutta la propria poetica, dalla selezione dei materiali, dai gobbi aurorali fino alle plastiche, ai legni combusti, eccetera, ai celotex, eccetera. E man mano porterà avanti questa poetica della struttura pensata nella sua rigidità come consustanziale al ciclo di opere pensate, per cui per San Michele a Firenze lui progetta 24 grandi opere che lui chiama orti. Per l'Arsenale di Venezia pensa a un grande lavoro all'interno dell'Arsenale stesso che lui definisce a sé stante, 26 grandi lavori, e lui realizza i modelli in legno come se fosse un'elaborazione in vitro di questi grandi spazi su cui poi lui a tavolino disegna il rapporto tra quella spazialità. A posto messo l'immagine di Piero della Francesca dalla leggenda della Vera Croce, per vedere il rapporto tra la misura e la figura e il rapporto con lo spazio del lavoro. E allora lui fa questo progetto, si fa realizzare il modello in legno e pensa ai propri modellini in piccolo, opere vere, straordinarie, in cui trova il senso e il rapporto, la consustanzialità tra l'opera e lo spazio dell'opera centrale locale, cioè non ci saranno più opere vaganti o coazioni alpetre su opere, diciamo, moltiplicate anche per avere opere in più disponibili sul mercato, perché anche questo del rapporto con il mercato andrebbe un attimo riconsiderato, perché lui ha fatto di tutto per ricomperarsi i propri lavori, tendendo sempre a non avere, tant'è che è l'unico artista, dicevo prima, che riesce, a proposito di capacità anche di comunicazione, a costruirsi due sue sedi, Palazzo Albizzin quattrocentesco e i seccatori del tabacco che lui fa acquisire alla fondazione. Naturalmente dietro la fondazione c'era sempre lui, almeno agli albori, ecco, e lui in questi 10, credo, capannoni e seccatori del tabacco comincia ad acquisirne uno per esporre il famoso viaggio in cui ripercorre tutti i materiali della sua vita del 79, ma poi ricolloca lì tutti i cicli, tutte le camere picche realizzate per San Michele a Firenze, per l'Arsenale di Venezia, e quindi è il luogo in cui ritrovano spazio le proprie idee di camere picte fino agli estremi cicli di Non amo un nero e Annettarsi, che sono una sorta di velario lanciato sull'euforia e sull'eccesso in fondo di felicità che lui andava ritrovando nel proprio lavoro. E allora questo ricorrere al nero totale più assoluto, in cui in maniera graffita incide soltanto le lettere, e quindi con questo rapporto tra ricerca grafica, alfabetica e ricerca spaziale all'interno dell'opera, la dice molto lunga sul senso del suo, in fondo, abbandonare la felicità del proprio agire attraverso questi due cicli memorabili che sono appunto Annottarsi e Non amo il nero.